E waiu, ciao, benvenuto e bentornati sul canale di Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e guardando dalla miniatura, è un video del tutto nuovo per me. Su questo canale non si è mai verificata una cosa del genere, infatti ringrazio i Pirlas per avermi dato questa opportunità. Sarò il coach di un baby fenomeno che parteciperà a questa nuova edizione del pallone d'oro dei bambini. Allenerò un calciatore molto criticato durante tutti questi anni, però che vuole dire la sua in questo di anno, vuole che il 2024 almeno sul web sia il suo. Quindi ragazzi, io ho deciso di allenare per la prima volta su questo canale e per il pallone d'oro il baby Balotelli, che faccio entrare, ecco qui. Ciao Kevin Balotelli, tra l'altro del 2010-2013 dovrebbe essere, sì, 2012 addirittura. Vedete come è molto preparato sul suo idolo Balotelli, quasi alto quanto sei alto? 1,62. Mamma mia, comunque è un armadio, ve lo assicuro, lo potete già vedere. Ho scelto questa maglia anche perché è una delle annate migliori di Mario Balotelli, mi sono un po' informato, ha fatto 20 gol in una cinquantina di presenze, e pure perché era l'unica maglia che avevo. Vabbè, ma andiamo avanti. Ti voglio fare un po' conoscere e soprattutto voglio conoscerti anche io meglio, perché non ci siamo ancora tanto bene presentati. Prima cosa, da quanto tempo giochi a calcio? 6 anni. Quanti ne hai? 12 anni. In che squadra giochi? Nel Casalò. Ok, ruolo? Attaccante. E non avevo dubbi, ovviamente. È un tuo idolo Mario Balotelli? Cioè ti ispiri a lui per qualche cosa in particolare oppure Sì, così? per esempio come si muove, cioè come gioca. Per le sue movenze, per le sue caratteristiche? Sì. Ti senti di rappresentare il nostro Mario. Io mi auguro che possiamo far bene in questa competizione. La mia prima volta che alleno in realtà è il pallone d'oro, perché in passato ho già allenato il Napoli Creators alla Summer Cup. Siamo arrivati terzi, ma quello è un altro discorso. Il pallone d'oro lo hai un po' visto di che si tratta, come si gioca. Sì. Ok, conosci bene la gabbia, non esistono fuori e soprattutto gli arbitri fischiano poco, quindi bisogna metterla molto sul fisico, perché ragazzi è molto fisicato. Io lo sto toccando e fidatevi di me, facci risi. Allora, da cosa vogliamo cominciare? Cominciamo a testare un po' le tue abilità in mezzo al campo, le tue skill. Facci vedere come gestisci la palla, facci vedere come corri col pallone, facci vedere un po' di cose che sai fare in mezzo al campo. Va bene. La prima giocata, vedi come comunque conduce bene la palla, conduzione del pallone, ecco vedi anche cambio di direzione che è molto importante, tra l'altro nella gabbia del pallone d'oro. Questa è una delle sue giocate, diciamo la Ronaldo Shop o la Maggio Shop. Anche in palleggio, qui diciamo un mini assaggio di Gilbert Nana con un piccolo palleggio di testa. Allora, punta veloce verso di me. Ci siamo ragazzi, vai ancora. E qui nella gabbia nessuno fa spunti, non li dobbiamo fare neppure noi agli altri. Stai stancando un poco? Sì. Guardate che la gabbia così è. Sì, cioè, sì. allora la gabbia non ci stanno momenti morti. Cioè, allora te li puoi anche gestire i momenti in realtà, perché non è proprio cortissima, però ti puoi anche stare là, un po' come stai adesso tu, prendi un poco fiato. A Napoli si dice ricciate un attimo. Ripeti? Lasciate un attimo. Bravo, lezioni di napoletano nel frattempo. E ti giochi un po' con la palla, sai? Questo è quello che vedo fare agli altri, che non l'ho mai fatto questo gioco. Ti giochi un po' con la palla, te la butti vicino al muro, esatto, della gabbia, perché è così, proprio come stai adesso. Cioè, ragazzi, non so se si sente, c'ha il fiatone. SMR. Una domanda che mi sono dimenticato di farti: che origini hai? Nigeriano. Nigeriane. Come? Osimhen. Esatto. Ti piace Osimhen? Sì. Perché non hai pensato di fare il mini Osimhen? Perché sei andato in Turchia. Quindi? Cioè. Ne è buono. Ok, allora adesso andiamo con la seconda sfida. La seconda sfida cosa prevede? Calci, tiri. Tu sai calciare bene? Sì. Penso di sì, perché per ispirarti a Balotelli ha fatto certi gol clamorosi. Me ne ricordo uno col Bologna con le 3 dita, importante proprio. C'è un grandissimo portiere lì, tra i pali, che sta prendendo il sole, Dario. All'inizio calci così, liberamente da fuori area. Dopo invece il portiere ti dirà quanti tocchi fare e tu di conseguenza ti muoverai. Prego. Ah, tu proprio da qua giù? Ah, non te ne frega proprio? Figurati. Oh, vai, prego. Dario? Allora, la potenza ci sta e sa anche calciare bene. Dovete sapere che adesso secondo me si sente anche un po' osservato, perché non è abituato magari alle telecamere eccetera, ma prima off cam ha fatto dei tiri, poi sarà perché i suoi scarsi per ci fa, ha fatto dei tiri importanti, credetemi. Allora, ecco qui, da fuori aria, Balotelli che torna quasi super, e super invece è stata la parata di Dario. Dai, fatti tu. La riparte, guarda lui, numero 45 del Manchester City, vola Dario, palla di poco fuori, però vedete, bello tiro per te. Facciamolo volare a Dario, Mario.
Palo non è gol. Mario Balotelli. Mannaggia miseria sti palo. Mamma fa questi palo, Mario Balotelli. Dario? Spiazzato il portiere del Napoli Creators da Mario Balotelli, che vuole riprovarci. Ancora, da fuori aria. Guarda negli occhi, Dario. Uscita di pochissimo. Allora, siamo a 2 gol. Adesso cambiamo un po' sfida. Adesso sarà Dario, come dicevo prima, a dire il numero di tocchi. E Balotelli, il mini Balotelli, eseguirà. Stupiscici. 2, vai. 1. La potenza c'è. Adesso calibriamo anche la precisione. Vai, vai Kevin. Bello! Bellissimo, così si può, bravo. Bravo. Non devi manco esultare come fa Balotelli, perché quello fa il suo mestiere. La sta storia. Com'è sta storia? Non la... Allora, in pratica lui dice, il postino quando consegna la posta, mica esulta. No, perché ha fatto il suo lavoro. Bravo, e tu così devi fare. Tu stai facendo il tuo lavoro. Sfondalo! Mangiati. Vai, vai, così, continua. Dario? Oh! Bravo, bravo, vedi? Più angoli meglio è. Allora è chiaro che questa è una sfida che ai fini del pallone d'oro e quindi ai fini della gabbia non troppo importa. Però ti stiamo testando, ti stiamo facendo conoscere e ti sto conoscendo anche io. Perché c'hai un bel tiro, una bella potenza. Bisogna un attimo calibrare il tiro, come stiamo facendo adesso. Facciamo l'ultimo e poi ci trasferiamo in una mini gabbia che abbiamo creato. Vai, vai! Oh! E la chiudiamo qui. Bellissimo gol anche di prima. Ci trasferiamo di là perché ti sta aspettando, credo, ad oggi, uno dei calciatori più forti del panorama calcistico del web. Sto parlando non solo di Napoli. Vabbè, adesso lo faccio vedere da vicino proprio. È meglio. Che ne pensi, Kevin? Un po' scarsetto. Andiamo a pallone d'oro. Ti offre qualcosa al bar, questo vuole dire. Vabbè. C'è una bella mangiata di pizza magari. Ma che vuoi fare? Mi vuoi sfidare? Non ho capito. Vediamo un po'. Ah. Dove? Qui? Sì. Allora, facciamo che si arriva a 2. Le regole sono molto semplici. Qui purtroppo esistono i furi perché non abbiamo la gabbia proprio. Lì non esisteranno, quindi là puoi giocare anche di sponda, d'astuzia soprattutto. Qui purtroppo no. Fai conto che non esistono i furi, quindi fai conto che non devi far toccare la linea, non la far uscire quella palla fuori e soprattutto non farti spostare perché poi giustamente può essere pure scarsino come hai detto tu, però è più alto, è più robusto. Ma devo giocare forte? Giocherà serio, Attenzione. Allora si arriverà a 2, quindi il primo che arriva a 2 gol, la palla al più scarso. Non ci credo! Non ci credo! No, non ci credo. Palla più scarsa. Poi ritornate. Vai, vai, vai. Partite. Sembra un po' esagerato. Allora il mini Balotelli che punta subito Andrea con la sua finta. C'ha questa finta Andrea, già ti avviso. La Balotelli Show. Esatto. La nuova Balotelli Shop. Ecco qui, cambio di direzione. Andrea protegge molto bene la porta, palla ad Andrea. Ecco qui. Vediamo il primo attacco. Bravo. L'aggressività è quella giusta, perché questo non è fallo. Vai. Non scoprire la porta. Giù, sei proprio innanzi alla porta però. Non si è visto il gol. No, sei innanzi alla porta. Non ci credo, ragazzi, ha fatto un Beh, è colpa bel gol. tua, è colpa tua. È colpa del mister, ma comunque hai fatto 1-0. Non la incendono di nuovo sul filo. Siamo come Mario, vero? È Mario vero. Molto sul fisico, ragazzi. Questa sarà la nostra... Questa sarà la sorpresa del nuovo pallone d'oro dei bambini. L'affanno è quello giusto, cioè perché ha preso come si deve questa sfida. Vuoi fare un altro gol? Va bene, guarda. No, basta. Devo umiliare di più. Umiliarlo, vai, vieni. Cosa sto vedendo? Cosa sto sentendo? Andre, la garra, voglio la garra è quella giusta. Ma io non ce l'ho detto. Il fisico c'è, lui su quello deve andare. Forse tecnicamente può pure un po' peccare, ma non ci importa. Bravo, attaccalo sin da subito. Poi se vedi che ti supera, corri ai ripari. Diciamo, lì non so cazzo. Attacca di nuovo. Outfit non adatto. Il mini Balotelli che quasi perdeva il pallone. Andrea si inginocchia, quasi a chiedergli la mano. Perde subito il pallone Fuse Gamer. Allora lo attacca di nuovo Mario Balotelli che cerca lo sfondamento. Proprio lo sfondamento. 2-1. Allora, questa è una nuova situazione che devi saper gestire. Perché capiterà che prendi gol e devi saper gestire questa situazione. È una nuova situazione. Nuova? Situazione. Ok. Kevin, non scoprire troppo la porta, questo è importante. La porta di esterno. Conduzione palla.
La finta. Ancora dietro. E vedete come attacca però? È entrato nel mood. Attacca, attacca, è aggressivo, è aggressivo. Dosa le energie, Kevin. Bravo, bravo. Bravissimo il mio uomo, bravo. Grande, bisogna dosare le energie. Questa è una scuola super alla. Ti aspettavi tu? No. Pure. Bravo, bravo, bravo. Andrea, che ne pensi? Ma onestamente. Ma io il mio allievo che mi vendicherà, ci vediamo. Esatto ragazzi, anche Andrea ovviamente sarà coach di un ragazzino che vedremo al Pallone d'Oro, quindi ti do appuntamento al Pallone d'Oro qui al Casarea, tu riposati, fai tesoro di tutte le cose che ti ho detto e mangia mangi. Mangia. Bravo, adesso è uomo napoletano. Chiudiamo il video a modo mio. Ewa, you, ciao. Bravo. Calma.